Salve e ben ritrovati. Oggi prepariamo un buon primo, delicato, leggero, gustoso sicuramente. Che cosa facciamo? Un bel risotto con carciofi e gamberi. Sfruttiamo questi prodotti di stagione. Allora, più o meno per 5 persone. Quindi cosa facciamo? Prendiamo una padellina, accendiamo. Ovviamente ci siamo preparati prima del brodo, così ci facciamo cuocere il riso mano a mano. Allora, mettiamo dell'olio, mezza cipolla, ecco qua. Grossolanamente sminuzzata, poi se qualcuno non la gradisce può tranquillamente passarla a un mini mixer per farla più sottile, però dai, si deve vedere. Mettiamo a rosolare questa cipolla, vedete già come scricchiola? Ecco qua. Allora, a questo punto dovremmo aggiungere i carciofi. Però io cosa ho fatto? Li ho dati perché mi sembravano un po' grossi e allora cosa ho fatto? Gli ho dato una scottatina prima perché avevo il timore che non si sarebbero cotti. Per cui che cosa facciamo? Mettiamo già il riso. Una volta fatto questo riso, allora io per 5 persone più o meno ho messo una quantità di 300 grammi di riso. Allora lo facciamo un pochettino rosolare, lo sfumiamo con un po' di vino bianco. Ah, che profumo! Lo facciamo andare un pochino perché successivamente mettiamo i carciofi che hanno già avuto questa sbollentata, quindi rischieremmo di macerarli un po' troppo. Ecco qua. Nel frattempo che facciamo andare, facciamo sfumare un po' il vino e poi ci aggiungiamo un po' di brodo. Lo abbasso un po' perché tanto non è che ci serve una... Ecco, perfetto. Una volta sfumato questo vino bianco, cosa facciamo? Iniziamo a mettere del brodo vegetale e iniziamo la cottura vera e propria del riso. Mettiamo del sale, ovviamente, quello io certe volte non ve lo dico, ma mi sembra ovvio, no? Ecco qua. Nel frattempo che si inizia a cuocere questo riso, in un pentolino a parte ho messo un po' di olio e ci facciamo saltare i gamberi. Ecco qua. Ovviamente precedentemente lavati, tolti dal guscio, preparati per bene. Ovviamente io queste sono preparazioni che le devo fare prima perché diversamente non mi troverei con i tempi. Quindi questi li abbiamo tolti dal loro guscio, abbiamo tolto le teste, abbiamo lasciato il gambero così pulito. E allora a questo punto lo facciamo saltare in questo pentolino per dargli una sorta di rosolatura a parte e no, con il riso lo aggiungiamo dopo. Quindi mettiamo questi gamberi, questi qua dentro e li facciamo rosolare a parte. Ecco qua. Li metto tutti, questi sono più o meno 300 grammi. Poi grammo in più, grammo in meno non è quello che... Ovviamente dobbiamo condirlo questo risotto per 5 persone. Ecco qua.
Intanto noi ci coccoliamo il nostro riso e lo facciamo andare piano piano con il nostro brodo. Passato qualche minuto, diciamo più o meno 5 minuti, che cosa facciamo? Aggiungiamo poi i carciofi. Proprio perché, ve l'ho detto, il discorso che io ho usato un po' tutto il carciofo, ho tolto solo poche foglie esterne, quindi praticamente una sbollentata per un fatto proprio televisivo, per non rischiare di lasciare crudi questi carciofi. E poi gli operatori che mi dicono: ma Graziella ci tratta male, non ci vuole bene. E allora io voglio accontentarli e dargli un prodotto, un piatto buono, gustoso, piacevole al gusto. Intanto vediamo questi gamberetti, ecco qua. Lo passo qua perché non li vedo, io sono corta, quindi passiamoli qua, perché là vado troppo lontano e non riesco a vedere. Ecco qua. Intanto sempre sfumiamo col vino, ovviamente i tempi di cottura del riso, quello che sapete già. Ecco qua, il sale l'abbiamo messo, questi stanno andando, anche perché poi i gamberi non è che necessitano di una cottura eccessiva, è giusto una rosolatura, gliela voglio fare a parte, proprio per evitare di spappolarli troppo nel risotto, perché i tempi del riso sono più o meno 14-15 minuti. Ecco qua. Ops. Io ho il dubbio se mettere o meno un po' di sale nei gamberi, perché nei carciofi non ne ho messo, quindi proprio per evitare che poi sale qua, sale qua, sale qua, voglio dire, verrebbe un po' troppo. E allora che facciamo? A questi gamberetti ci facciamo pure una spruzzatina di vino bianco, così ce li sfumiamo col vino bianco ed evitiamo un po' di... Ecco qua. Questa è una preparazione semplice, diciamo che noi cerchiamo di fare sempre dei piatti semplici, proprio perché vogliamo evitare che lavorazioni troppo lunghe, preparazioni troppo, diciamo, troppo complicate, perché dobbiamo comunque ottimizzare i tempi, si lavora, si corre, e quindi diciamo l'unica soluzione è questa qua. Allora, a questo punto cosa facciamo? Aggiungiamo i carciofi. Diciamo che per questa quantità 2 carciofi vanno bene, io ne ho messo qualcuno in più perché a me piacciono, quindi è una questione poi di gusto, però diciamo è giusto per avere quel sapore del carciofo legato con questi gamberi, vediamo che ne esce fuori, ma io ho messo qualche carciofo in più perché a me proprio piace il carciofo a prescindere, quindi vediamo un po'. Allora, vedete? Sono un po'... li ho lasciati pure grossi, proprio per evitare di spappolarli troppo, perché è bello che si vede il carciofo, insomma, ecco. Ovviamente mano a mano che aggiungiamo gli ingredienti, assaggiamolo questo risotto, perché il fatto che non ho messo sale nei carciofi, non ho messo sale qua dentro, ebbe poi un pochettino, anche se c'è il brodo, però
Mamma mia, un profumo, guarda, sarà il vino, saranno la cipolla, sarà... Però qua c'è un profumo, ragazzi. Aumentiamo qua perché non è partito proprio. Una rossolatina. Il problema del risotto è quello che ci devi dedicare, i minuti del risotto vanno dedicati al risotto, non ci possiamo permettere, non è come la pasta che aspettiamo che bolle l'acqua, buttiamo dentro la pasta, arrivederci. Questo lo dobbiamo fare mano a mano. Una volta c'era l'abitudine di cuocere il riso a parte come la pasta e quindi togliere, poi scolarlo come la pasta e quindi questo riso rimaneva un po' vuoto, forse il termine un po' cialbo, un po' triste, un po'... Invece in questo modo mantiene tutto l'amido che ha e riusciamo ad avere una mantecatura buonissima, bellissima, rispetto a come si faceva una volta. Ma le nostre nonne era quello il metodo, per loro non esisteva il fatto di cuocere il riso piano piano, si scolava direttamente, si cuoceva come la pasta sostanzialmente. Invece adesso ecco qua. Questo fornello sta facendo i capricci. Vediamo un pochettino di spostare un po', se riusciamo a cuocerlo qua, perché questo non è che devo solo adesso far sfumare il vino bianco che ci ho messo dentro. Io l'assaggerei per vedere se come sapore, vediamo un pochettino se è il caso di aggiungere un po' di sale qua dentro, vediamo un po', sì, effettivamente un po' ci vuole un po' di sale, poco poco però, ecco qua. Qui aggiungiamo un altro poco di brodo, ma mi sa che il pentolino lo mettiamo in questa padellina e vediamo di ottimizzare un pochettino i tempi. Ecco qua, forse va meglio qua. Ecco qua, si vede pure e fa pure piacere vederlo. Ecco, il riso ancora ci vuole. È un po' bianco, però voglio dire, gli ingredienti sono quelli. Mettere il pomodoro non ha senso. E allora assaggiamo un pochettino questo riso per vedere a che punto siamo a livello anche di sapidità. Ancora la cottura. Prendiamo un altro poco di brodo. Ecco. Con il risotto dovete avere un po' di pazienza, perché va così. Ah.
È bello vederlo, ovviamente, se volete, sempre se a vostro gusto e piacimento, potete aggiungere alla fine anche un po' di formaggio. Io non ce lo metterei perché un po' mi stona per me, ripeto, è un mio gusto personale, poi se vi piace lo mettete pure. Per me con i gamberi questo formaggio non lo so, forse con i carciofi sì, ma con il formaggio diciamo che non mi aggrada. Ma parliamo sempre di gusti personali, ognuno poi può fare quello che vuole, può aggiungere o togliere quello che vuole, insomma, ecco. Non lo so, non gli piacciono i gamberi e vuole aggiungere un altro tipo di pesce, magari, che ne so, delle vongole, delle cozze, perché legano benissimo anche con i carciofi. Poi se vogliamo renderlo un po' più particolare, ci aggiungiamo qualche ostrica, perché no? Oppure lo impiattiamo e l'accompagniamo con un'ostrica, perché no? Ci sta, ci sta. Tutto fa mi vengono queste idee nel frattempo e beh, aggiungiamo un po' di pepe nero. A rigore potremmo aggiungere anche un po' di zafferano, così lo coloriamo un po', proprio per non renderlo triste. Però va bene così, ragazzi, dai. Ecco qua. Questi stanno andando, stanno sfumando. Forse ci ho messo un po' troppo vino, ma non ha importanza. Il sale non ce l'ho messo, però ci devo aggiungere un po' di sale. Ecco qua, ma giusto un po'. Questo come vogliamo, che canzoni gli vogliamo dedicare a questo piatto? C'è il mare e c'è la montagna. Se dico video mare quanto è bella, è solo mare. La montagna per il fatto che c'è il carciofo, insomma, non perché diciamo montagna relativamente, perché anche in pianura il carciofo si coltiva, quindi non riesco a trovare una canzone da poter legare a questo piatto. Per innamorarmi ancora. No, no, no. Maledetta primavera, che importa se per innamorarmi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, lo sappiamo io e te. Ragazzi, d'altronde sono profumi primaverili, questo carciofo, ci stiamo avvicinando, quanto ci manca per la primavera? Poco, quindi ci siamo, e speriamo che questa primavera sboccia in tutti i sensi, perché ne abbiamo veramente bisogno. Ecco qua, la cottura del riso è quasi pronta. Noi assaggiamo sempre, vediamo un po', anche per vedere, ci siamo quasi, Mo aggiungiamo anche questi gamberetti, sono sfumati abbastanza. Vedete il carciofo? Comunque è rimasto bello compatto, invece se fosse stato sminuzzato più piccolo sarebbe stato un po', però poi se a voi non piace vederlo così lo fate più piccolino, non è un problema. Ogni ricetta, ogni preparazione e comunque poi sempre dovete
voi adattarla alle vostre esigenze, alle vostre preferenze, al vostro gusto. Quindi non è che sì, diciamo che usiamo fedelmente gli ingredienti per quella ricetta, però poi se questo vi piace più sottile lo tagliate più piccolino, se i gamberi non vi piacciono aggiungiamo qualcos'altro a livello di pesce sempre. Quindi voglio dire, poi la organizziamo noi a modo nostro. Sempre ve l'ho detto. Dobbiamo personalizzarla poi questa ricetta. Un altro poco, così lo lasciamo al dente. Facciamo asciugare quest'altro poco di brodo e il nostro risotto è pronto. Ve l'ho detto, possiamo aggiungere un po' di zafferano, possiamo aggiungere un po' di pepe rosso nostro, quello. A proposito, questo ce lo possiamo mettere, dai, così gli diamo un tocco nostro di peperone, di pepe rosso. Che dite? Ci sta? Come gusto? Lo vogliamo provare? E poi se non gli piace, ragazzi, che facciamo? Non ce lo mangiamo? E non lo so, un pochettino questa cosa mi destabilizza. Basta con questi gamberi qua, se no non è che si devono. Sì, alla fine li facciamo qua dentro. Ok, mettiamoli qua dentro. Questo sugo non ha senso. Ecco qua. Ecco qua. Io, per quanto mi riguarda, un po' di pepe rosso ce lo metto. Per dargli una nota di colore, ragazzi, se no mi intristisce sto coso. Ecco qua. E sì che va bene, dai, gli diamo un tocco esotico con questo pepe rosso. Che dite? Sì. Non è che è molto, comunque. Ecco qua. Adesso che assorbe questo, che assorbe un po'. Che pasticciona che sono, che pasticciona. Vediamo se c'è rimasto un altro poco di brodo. Allora, prendiamo il nostro piatto da portata. Ecco qua. Che profumo, ragazzi. Che meraviglia. E impiattiamo. Oggi sono un po', ecco qua, per i ragazzi il nostro piatto è pronto. Vi assicuro che anche se è triste come colore, però il gusto è meraviglioso. Ci facciamo una spruzzatina di pepe nero. È pronto per essere mangiato. Buon appetito a tutti, alla prossima. Ciao!